Buonasera ai nostri telespettatori e agli amici della Tenda TV. Ci ritroviamo per la seconda puntata della rubrica Facciamo il punto, una rubrica che intende affrontare i temi riguardanti il sociale, soprattutto della zona e della diocesi di Vittorio Veneto. Abbiamo già avuto una prima puntata nello scorso novembre, ricorderete il viaggio in Colombia organizzato da Pastorale Sociale, Caritas, Ufficio Missionario, dove abbiamo potuto confrontarci anche con altre realtà al di fuori del nostro contesto abituale, dentro però una collaborazione missionaria che ci fa sentire uniti anche a chi vive in altre parti del mondo. Oggi ci ritroviamo qui per una seconda puntata, facciamo il punto, decisamente più collocata nell'ambito del vittoriese, dentro il nostro contesto abituale, e abbiamo con noi questa sera alcuni ospiti, li presento subito: Giannino Longo, presidente del centro sociale Piazzone Paravicini, qui di Serravalle, e Massimo Ciacchi, presidente della cooperativa Terra Fertile di Vittorio Veneto. Benvenuti ai nostri ospiti. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Ecco, cominciamo proprio dal centro sociale Piazzoni Paravicini. Sapete che queste realtà, enti del terzo settore, sono parte insieme ad altri del tavolo sul welfare di comunità che grazie alla Caritas diocesana è stato promosso nell'ultimo anno e mezzo. Poi racconteremo anche durante la serata un po' la progettualità che va componendosi in seno a questo tavolo. Ma il centro sociale Piazzone Paravicini può raccontare anzitutto attraverso il suo presidente chi è, cosa fa, qual è la sua presenza e la sua importanza all'interno della città di Vittorio Veneto, anche perché alle spalle ha ormai una lunga, direi, storia pluridecennale. Parola a Giannino Longo che ci racconta un po' il senso di questa associazione e in che cosa sono abitualmente impegnati. Sì, come ha detto Don Andrea, l'associazione opera da tanti anni. Lo statuto parla del 1989, che l'associazione è nata con la volontà della comunità serravallese. Inizialmente ci si domandava cosa potevamo fare per venire incontro alle esigenze soprattutto delle persone anziane che vivevano nelle difficoltà, non solo economiche, ma anche di solitudine, ma soprattutto avevano bisogno di avere un pasto caldo. Tutti in effetti non riuscivano ad avere la possibilità di un pranzo tutti i giorni. Da questa idea abbiamo iniziato a realizzare una cucina presso la struttura del Piazzoni Paravicini messa a disposizione dall'allora amministrazione comunale, e lì ci siamo attivati con una cucina, con delle donne volonterose, e abbiamo iniziato a fare i pasti. Quindi sostanzialmente, Giannino, un po' un'attenzione al mondo diciamo così, degli anziani, ecco, questa categoria di fragilità. Soprattutto la fragilità del mondo degli anziani e in particolare degli abitanti di Serravalle. Quante persone più o meno raggiunge oggi il vostro servizio e voi come volontari e anche personale quanti siete a svolgere questo tipo di servizio? Ecco, attualmente l'associazione si è sviluppata portando i pasti a domicilio. Attualmente confezione dai 90 ai 100 pasti tutti i giorni, 365 giorni all'anno. L'associazione può contare su una ventina di volontari che svolgono il servizio quindi tutti i giorni, quindi vuol dire ci sono 5 macchine che tutti i giorni partono con una ventina di pasti a servire gli anziani della città. Quest'anno lavorerete di più perché abbiamo 366 giorni di servizio. Non ci fa paura il giorno in più. Bene, quindi sottolineo anche i giorni festivi, tutti i giorni festivi. I giorni festivi proprio perché quando tutti fanno festa l'anziano non può certo rimanere a casa da solo, anche lui ha piacere di fare festa, tant'è vero che il menù della domenica è un menù sempre particolarmente ricco e particolare proprio per
far vedere la vicinanza nostra anche a queste persone. Certo, grazie Giannino intanto per questo primo contributo che ci aiuta a sciogliere un po' il ghiaccio e a presentarci, poi nel corso della puntata capiremo anche perché abbiamo qui ospiti proprio queste associazioni. Passerei allora la parola a Massimo Ciacchi della cooperativa Terra Fertile che ci spiega un po' anche lui la sua realtà. Sì, allora la cooperativa Terra Fertile è nata nel 95 e ha cominciato la propria attività nel 97. Si occupa di persone con disabilità. È nata dalle associazioni del coordinamento Associazioni di Volontariato Sinistra Piave su forte spinta dell'ANFAS. Stiamo gestendo soprattutto attività diurne. Abbiamo circa un centinaio di persone con disabilità a cui offriamo servizio in 3 centri diurni e anche in attività di monitoraggio di percorsi di inserimento lavorativo. La cooperativa poi appunto consta attualmente di una cinquantina di soci lavoratori e si occupa anche di progetti di inserimento lavorativo, come ho detto prima, anche con attività in proprio. Abbiamo un progetto di agricoltura sociale dove appunto coltiviamo ortaggi, coltiviamo erbe officinali e abbiamo anche un vigneto che produce un vino che vendiamo, che si chiama Nerolito, sempre per offrire occasioni di formazione lavorativa e anche lavoro vero e proprio a persone in stato di fragilità. Abbiamo messo in piedi anche un laboratorio di cosmesi naturale, per cui ci sono delle filiere che partono dalle piante officinali per arrivare fino alla produzione della cosmesi. Ecco. Il tutto, la filosofia nostra è quella di attivare qualsiasi progetto che possa coinvolgere persone con disabilità, ma anche persone in stato di fragilità in genere, ecco, per cui rendere protagonisti attivi per la comunità le persone destinatarie di un servizio. Certo, il vostro nome è anche molto noto, molto conosciuto in Vittorio Veneto, anche la gestione del CEOD e situazioni particolari di fragilità, di disabilità sono ormai associate un po' al vostro nome, alla vostra opera, a quello che state portando avanti qui nel nostro territorio. Quindi componiamo un po' il quadro ormai attraverso queste forme di fragilità. Abbiamo parlato degli anziani con il Centro Sociale Paravicini, della dimensione della disabilità con Terra Fertile. Adesso io dismetto per un attimo i panni di presentatore di ufficio pastorale sociale per assumere per un momento quelli della Caritas, perché completerei un po' questa immagine che stiamo costruendo di realtà di fragilità, anche aggiungendo l'esperienza degli immigrati, quelli che stiamo ospitando come Caritas qui nel nostro territorio del Vittoriese, quelli anche che sono arrivati come profughi sia dall'Ucraina sia anche dal Medio Oriente, dalle altre parti dove situazioni di guerra non permettono di avere futuro a queste persone, quindi sono giunte da noi anche attraverso corridoi umanitari. Quindi categorie di fragilità che si trovano ad affrontare oggi alcune emergenze, alcune sfide. Parliamo di emergenza abitativa. Oggi trovare casa è diventato un problema un po' per tutti, case in affitto non se ne trovano se non a prezzi poco abbordabili, soprattutto per le classi più basse. E d'altra parte proprio queste categorie di fragilità, anziani, disabili, immigrati, sono quelli che maggiormente pagano lo scotto di una difficoltà che è appunto rappresentata dall'emergenza abitativa. Proprio su questo tema si è costituito dalla primavera del 2022 quello che citavo all'inizio, cioè un tavolo sul welfare di comunità, con il desiderio di mettere assieme gli enti del terzo settore del Vittoriese, di Vittorio Veneto, intanto per cominciare, per ragionare insieme e contaminarci positivamente attraverso idee e progetti che possono nascere per dare risposta a queste emergenze del territorio. Lascerei un attimo la parola a Massimo per spiegarci un po' come è nato, visto che lui, insieme anche alle altre realtà del terzo settore, è stato anche agli inizi di questa esperienza del tavolo, cosa ha intravisto nella possibilità di questo tavolo sul welfare di comunità di poter costruire insieme come enti del terzo settore.
Ma diciamo che appunto una volta vista la partecipazione del tavolo veramente si è intravisto fin da subito la possibilità di interagire tra i bisogni di residenzialità, dell'abitare, insomma, tipici di varie categorie di persone in stato di fragilità. E oltretutto, siccome abbiamo un forte bisogno di inclusione, cioè di combattere l'isolamento delle persone non solo anziane, ma anche quelle più fragili, il fatto di pensare a delle strutture o degli appartamenti, delle case, in base anche un po' alla tipologia delle persone che possono andarci ad abitare, pensare a delle appunto residenze dove sia possibile diciamo, coinvolgere persone a vario titolo con fragilità diverse è una ricchezza sia soprattutto da un punto di vista relazionale e sociale, per cui anche il fatto di rendere diciamo, cogestori, tra virgolette, i destinatari del servizio residenziale, no? Per cui coinvolgerli nella gestione, non solo appunto in un aiuto reciproco nello sviluppo delle proprie autonomie, ma anche nella messa a disposizione delle proprie provvidenze, dei propri, diciamo, dei propri patrimoni, insomma, ecco, nei limiti delle loro possibilità, è senz'altro un vantaggio che non solo può dare una risposta a più persone, ma può anche ricreare il senso di comunità che un po' in questo periodo, diciamo, abbiamo perduto. Ecco, proprio dentro questo senso di comunità ci siamo confrontati nel tavolo diverse volte e abbiamo colto davvero come un'opportunità anche di mettere insieme enti, associazioni che operano nell'ambito del volontariato e sono a contatto con la marginalità, con la fragilità, per davvero creare anzitutto tra di noi un'esperienza di confronto, di lavoro d'insieme, di contaminazione positiva, poi anche per cercare di innervare di questa crescita comunitaria il territorio nel quale abitiamo. Giannino Longo, Centro Sociale Piazzoni Parravicini, una domanda anche rivolta a voi, cioè cosa avete intravisto un po' nella partecipazione a questo tavolo? Cos'è che vi ha motivato ad essere presenti e a portare avanti la progettualità che poi abbiamo anche raccontato nel convegno di sabato 20 gennaio ultimo scorso? Noi abbiamo intravisto la possibilità di poter far relazionare tutti quegli anziani che della fragilità come solitudine hanno il loro problema quotidiano. Ci sembrava, e abbiamo potuto constatare che questo tavolo ci dà questa opportunità, che attraverso anche le altre associazioni presenti nel territorio possiamo dare delle risposte anche a questo tipo di problematica che riguarda questi anziani. Noi come associazione abbiamo distribuito, stiamo distribuendo presso i nostri anziani un questionario dove si chiede la possibilità di coabitare con altre persone anziane o con altre persone che hanno difficoltà nel trovare abitazione, proprio perché abbiamo constatato che le abitazioni di molti anziani hanno degli spazi a cui poter accedere e stiamo avendo qualche riscontro positivo anche su questo fatto. Sostanzialmente appunto metterci anche in relazione con associazioni a cui anche noi possiamo dare qualcosa come centro sociale, non solo per quanto riguarda i pasti, ma attraverso i nostri volontari, attraverso le nostre attività, dare un contributo anche ad altre persone che hanno, come con l'associazione Terra Fertile,
dei momenti di socializzazione anche con persone che hanno una certa disabilità. Certo, questo mi pare anche molto importante perché apre in qualche modo anche una prospettiva dell'abitare verso il futuro, insomma, no? Nel senso che soprattutto chi è solo, chi è anziano, ma anche il mondo, come abbiamo ricordato, della disabilità o anche il mondo dei giovani che magari girano per lavoro o anche per studio, la possibilità di una abitazione insieme, quello che si chiama co-housing, potrebbe essere effettivamente una risorsa che può aiutare a ridurre le spese e anche a risolvere un problema oggi molto evidente che è quello della solitudine, quella dell'assenza di relazioni che soprattutto gli anziani vivono in modo importante, anche perché i prossimi 30 anni, anche forse 40, come dicono le statistiche, saranno gli anni in cui crescerà la popolazione anziana anche nel nostro paese e quindi andrà profilandosi un'emergenza non soltanto abitativa, ma anche sociale in senso stretto della solitudine di coloro che, non avendo magari parenti o figli che abitano da vicino, si ritroveranno a vivere. Quindi questo potrebbe essere effettivamente una sfida anche che ci riguarda molto da vicino e anche molto prossimamente. Abbiamo parlato di questo tavolo sul welfare di comunità, del convegno Abitare il futuro, ho citato prima, si è svolto il 20 gennaio scorso presso la Casa dello Studente di Vittorio Veneto e dove abbiamo avuto anche delle presenze importanti, innanzitutto tutti gli aderenti a questo tavolo sul welfare di comunità costituito nel Vittoriese. Dopo alla fine della puntata ringrazieremo anche tutti coloro che si sono coinvolti in questo tavolo e che vi hanno partecipato in modo attivo, ma anche molti attori istituzionali. Infatti ne è nato in questo anno e mezzo un cammino non soltanto con gli enti del terzo settore del Vittoriese, ma anche un coinvolgimento, ed è stato molto bello, con le amministrazioni comunali, nella convinzione che terzo settore e mondo dell'amministrazione pubblica è chiamato a lavorare insieme per rispondere alle sfide di un territorio e per poter guardare avanti con lungimiranza. Massimo Ciacchi, Terra Fertile, cosa ti è parso del convegno di sabato scorso e come ti sembra possano essere nate anche delle iniziative, degli spunti che possano dire siamo sulla strada giusta, continuiamo con questo tavolo sul welfare di comunità? Ma a me ha fatto molto piacere il convegno di sabato, credo che sia stato veramente importante perché siamo riusciti a razionalizzare dei concetti che non sono assolutamente chiari, che sono anche per noi difficili da spiegare e che sono quelli della coabitazione, del fare in modo che appunto persone di estrazione diversa, con problemi diversi, possano convivere e aiutarsi vicendevolmente. Probabilmente questo è veramente il futuro, no? Perché se pensiamo che appunto alle strutture istituzionali, le case di riposo, le RSA, le comunità alloggio, le case famiglie, insomma, ecco, non si esce da questo e siamo in tanti a diventare anziani, speriamo anche di diventarlo. Ci sono persone con disabilità e quando si diventa anziani si può diventare anche disabili, insomma c'è una società che sta cambiando. Per fortuna si è allungata la vita, però questo vuol dire anche aumentare anche le difficoltà, lo stato di disabilità, di fragilità, eccetera. Ecco. Per cui siamo riusciti a razionalizzare, a mettere in chiaro che c'è la possibilità e ci sono già esperienze consolidate di coabitazione. Questo per me è stata una cosa molto importante perché non siamo assolutamente abituati a ragionare così. Siamo abituati a ragionare il settore degli anziani, il settore della disabilità e così via, insomma, per settori, ognuno col proprio capitolo di spesa, con i propri progetti. Mentre qui abbiamo una straordinaria possibilità non solo di dare risposta abitativa, ma anche proprio di ricreare comunità, come dicevo prima. Oltretutto il fatto che abbiamo realizzato un convegno investendo tutti anche del denaro sta a significare che insieme veramente possiamo fare investimenti se ci sono degli obiettivi condivisi e raggiungibili. E faccio riferimento soprattutto alla possibilità di avere un caregiver, come si dice oggi,
comune, una persona che possa intervenire nell'ambito comunitario sia a favore di residenze di persone con disabilità, ma anche di anziani, oppure di co-housing, oppure anche di persone che vivono da sole nel quartiere, ma anche nella comunicazione. Parlavamo prima dell'inizio della trasmissione, proprio del fatto di quanto abbiamo difficoltà a comunicare ciò che noi facciamo, e anche la visione un po' del futuro che abbiamo, e anche il fatto proprio praticamente dei progetti in essere, no? Per cui anche il fatto di investire nella comunicazione, come è stato fatto nel convegno, come fortunatamente anche siamo qui oggi a poter usufruire, insomma, della tenda TV, ma insomma poterlo fare con una certa costanza è una cosa che favorisce la sensibilizzazione, la promozione di una cultura che ci può, diciamo appunto, aumentare lo stato di benessere. E far crescere nel senso comunitario. Hai accennato prima sia alla tenda TV, che anzi ringraziamo perché ha ripreso integralmente il convegno, e anche però questo investimento a cui hai accennato, nel senso che non c'è stato soltanto un pur parler tra di noi, c'è stato anche proprio un coinvolgerci in progetti concreti, un progetto che è partito anche nel desiderio di lasciarci accompagnare da alcune agenzie specializzate, percorsi di secondo welfare collegato alla Università di Milano, che ha aiutato gli enti del terzo settore del Vittoriese a fare un cammino di precisazione di obiettivi e strumenti attraverso cui portare avanti questo welfare di comunità, e l'agenzia Scopia, collegata all'Università di Trento, che invece ha fatto il medesimo lavoro con gli amministratori comunali del territorio del Vittoriese. In particolare lì ci colpiva anche un po' il metodo, che immaginava degli esercizi di futuro, come ci è stato presentato al convegno, cioè lavorare non soltanto sull'emergenza dell'attualità, ma lavorare in prospettiva verso il futuro per agire oggi investendo su quello che sarà il modello sociale da qui a 10 anni. Passerei adesso la parola a Giannino Longo, perché durante il convegno proprio voi due, Giannino e Massimo, avete presentato un po' un progetto pilota, così è stato definito, che può rivoluzionare o comunque può rappresentare un modello di svolta nel Vittoriese. Mi riferisco proprio al luogo dove il centro sociale Piazzone Paravicini ha la sua sede. Che progetto avete immaginato? Come potrebbe svolgersi questa testimonianza di welfare di comunità a partire dalle piccole scelte concrete che state mettendo in atto? Giannino. Sì, l'idea è nata dal fatto che attualmente il Palazzo Piazzoni, di proprietà dell'amministrazione comunale, è in fase di ristrutturazione. Conoscendo fin dall'inizio l'architetto che ha sviluppato la progettazione, fra cui anche la progettazione delle cucine nuove dove andremo poi a rientrare, mi è sembrato e ci è sembrato opportuno fare un pensiero su come utilizzare, come poter utilizzare questi spazi. Abbiamo visto che la struttura prevede 7 nuovi appartamenti, prevede delle sale per attività ricreative o di vario genere in comune con tutti i futuri residenti, e quindi abbiamo pensato, un'idea, quella del centro sociale, era quella di poter avere gli anziani, almeno una coppia o più anziani, che possono usufruire di questi appartamenti e che possono quindi venire a pranzare al centro sociale. Ma perché poi non favorire la coabitazione e l'impegno anche di altri settori, inserendo, va bene, coppie giovani perché bisogna rivitalizzare il centro storico, ma anche persone che possono avere un minimo di disabilità, e poterle coinvolgere poi sia nelle attività
del centro sociale e quindi sviluppare tutta un certo tipo di programma e anche quindi fare in modo di socializzare con tutte le altre persone che possono dare benissimo il loro contributo per la gestione poi di questa struttura che come l'abbiamo avuta in mente noi, insomma. Quindi è anzitutto questa dimensione intergenerazionale quella che è significativo da sottolineare, no? Anziani da una parte, ma non soltanto anziani, anche giovani, coppie giovani ed eventualmente anche giovani con disabilità. Massimo, Terra Fertile, è stato forse anche interessante non soltanto questo legame intergenerazionale, ma anche tra enti diversi. Anche voi come Terra Fertile siete coinvolti in questo progetto. In che cosa concretamente poi si è sviluppata questa sinergia? La sinergia nel progetto del Palazzo Piazzoni nasce un po' anche dal tavolo e nasce anche proprio da una collaborazione che è nata appunto con il Centro Sociale Piazzoni. C'è proprio, hai detto bene, bisogna guardare appunto al progetto in una forma intergenerazionale, mettendo insieme giovani, anziani, bambini e creare anche ricreare diciamo, quelle situazioni in cui ci possa essere interattività, insomma. Faccio riferimento anche a un progetto che abbiamo da poco messo in campo che riguarda persone con disabilità abbastanza giovani e persone anziane con decadimento cognitivo. Abbiamo coinvolto Renza Pavan, che è un'artista straordinaria che collabora con noi, che riesce a coinvolgere in progetti artistici persone con disabilità gravissime e abbiamo visto che l'aiuto reciproco è sempre qualcosa che dà soddisfazione a tutti. Dobbiamo promuovere in questi progetti e anche nella comunità la cultura del dono. Ma il dono non significa regalare qualcosa a qualcuno, significa essere disponibili ad aiutare le persone e ad avere questa soddisfazione, perché quello è una cosa che dà soddisfazione, abbiamo tutti questo bisogno di essere soddisfatti e la soddisfazione la ricaviamo dall'essere disponibili ad aiutare gli altri. Per cui questo aspetto è, direi, l'aspetto centrale di un progetto di coabitazione al Palazzo Piazzoni. È il fatto che ci siano tutte queste associazioni cittadine, perché praticamente sono tutte, che riguardano un po' tutte le fragilità presenti in città. Questo è una ricchezza e una base di partenza soprattutto molto importante, per cui siamo molto ansiosi di vedere che questo progetto possa veramente partire. Tra l'altro la dottrina sociale della Chiesa, adesso faccio un po' le parti dell'ecclesiastico di turno, ma lo dico veramente con cognizione di causa e anche con convinzione, parla nel Magistero soprattutto degli ultimi papi di logica del dono, di gratuità, ma quello che dicevi tu nel concetto della reciprocità, quindi la forma anche di carità e di costruzione di un bene comune è proprio quella non soltanto di mettersi a disposizione gratuitamente, cosa che già facciamo e che è eventualmente l'inizio, l'innesco di un processo positivo, ma anche la capacità di chiedere all'altro di fare la sua parte, perché il bene comune si costruisce soltanto in un insieme di energie orientate verso uno stesso obiettivo, verso una stessa meta. Quindi potrebbe essere davvero un laboratorio anche di etica civile in questo senso e di partecipazione comunitaria nella costruzione del bene comune. Adesso noi sogniamo un po' in grande perché ci fa bene anche non perdere di vista sogni e obiettivi grandi. Poi ci auguriamo che anche questo progetto qualcosina riesca davvero a concretizzarlo e a renderlo segno visibile per tutti. Un'ultima domanda prima di salutarci, abbiamo parlato del convegno Abitare il futuro, abbiamo parlato del tavolo sul welfare di comunità, abbiamo parlato della situazione dell'abitare nel Vittoriese. Se dovessimo lasciarci un po' con un sogno, con un desiderio, con un bisogno che vediamo presente nel nostro territorio, oggi che cosa è urgente fare? Come è urgente intervenire? Qual è la priorità che oggi per primo prendereste in mano, anche pensando un po' alle prossime elezioni, al prossimo appuntamento elettorale di Vittorio Veneto? Qual è la priorità su cui vorremmo attestarci? Chi vuole partire prima dei due? Giannino, possiamo dare a te la parola?
Diciamo che per quanto riguarda la nostra associazione, l'obiettivo è quello di migliorare continuamente il rapporto con l'anziano, soprattutto cercando di risolverli le proprie problematiche. Abbiamo parlato di solitudine, questa è il più grosso problema che hanno gli anziani in questo momento, e qualsiasi piccola cosa possiamo fare per migliorare questa situazione, queste realtà, ben venga, perché anche una semplice visita di mezz'ora, un portare l'anziano fuori dalla propria abitazione anche per pranzare a piazzoni, gli crea uno stimolo di pensare a qualcosa di diverso durante la settimana, durante le giornate prima che precedono l'evento. Quindi secondo me per quanto riguarda appunto l'associazione questo è uno dei punti prioritari, e questo possiamo raggiungerlo anche con la sinergia di altre associazioni, come abbiamo potuto constatare, abbiamo potuto realizzare ultimamente con Terra Fertile. Grazie Giannino. Una battuta anche a Massimo: quali le priorità? Ma diciamo che questo percorso di questo tavolo ha visto la partecipazione anche degli amministratori locali, e questo è stato veramente una cosa molto importante. Non è banale che la pubblica amministrazione sieda a tavoli di coprogettazione che partono dal basso, dai bisogni, e per cui io veramente ringrazio l'amministrazione comunale, particolarmente di Vittorio Veneto, perché noi siamo qui a Vittorio Veneto, ma anche tutti gli amministratori che hanno partecipato al percorso. E io quello che mi auguro è che continui questa diciamo, interazione tra terzo settore e pubblica amministrazione in questo modo, cercando di dar vita a bandi, perché chiaramente la pubblica amministrazione lavora sui bandi, che diciamo, sfruttino i progetti che partono dal basso, che partono dai bisogni, perché di fatto questo tavolo rappresenta un po' i bisogni del vittoriese, delle zone limitrofe, e per cui che le amministrazioni partano da questi bisogni e favoriscano il finanziamento di questi progetti. Questo mi auguro, che non vengano dei progetti che arrivino dall'alto, calati dall'alto, in cui dopo bisogna inventarsi dei progetti per avere i fondi. Ecco, basta questa logica qui che è andata avanti per anni, ecco, mi auguro questo aspetto qua. Ecco, mi pare che anche sia stato un bel laboratorio di idee questo tavolo su welfare di comunità. Tra l'altro durante il convegno del 20 gennaio scorso è stata annunciata l'istituzione in modo ufficiale e permanente di questo tavolo, proprio perché diventi laboratorio di idee, laboratorio in cui far nascere e condividere e contaminarsi positivamente con le idee che possono nascere fra diversi enti del terzo settore, ed è anche un modo per coordinare le nostre attività e orientare le energie verso obiettivi comuni senza disperderle in mille rivoli. Grazie a Giannino Longo, Centro Sociale Piazzone Paravicini, grazie a Massimo Ciacchi, Cooperativa Terra Fertile, per essere intervenuti e aver portato un po' anche il vostro punto di vista. Loro sono soltanto due di quelli che siedono come attori al tavolo sul welfare di comunità, ricordiamo anche tutti gli altri che sono presenti come associazione. La Caritas Diocesana e la sua fondazione, Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus, l'associazione La Porta, l'associazione AMPI, Associazione Nazionali Partigiani d'Italia, e anche Rete di Cittadinanza Solidale, l'associazione 12 Ponti, la Fondazione di Comunità Sinistra Piave, che poi avremo anche qui come ospite nella persona del suo presidente, Loris Balliana, e ancora il Centro Sociale Piazzoni Paravicini e Terra Fertile, che abbiamo ricordato e abbiamo avuto qui ospiti, il Centro Coordinamento del Volontariato della Sinistra Piave, e ancora la San Vincenzo, Società di San Vincenzo De Pauli, con le conferenze del Vittoriese, e ANFAS, che insieme a Terra Fertile è stata uno degli attori fondamentali.
Un'ultima battuta prima di concludere la nostra parte: abbiamo parlato di terzo settore, abbiamo parlato di amministrazioni comunali, chiaramente manca tutto il settore produttivo all'appello che il tavolo intende coinvolgere da qui in poi, quindi anche avviare un modello di economia sociale sostenibile con la responsabilità sociale dell'impresa che attraverso i profitti economici che ricava dal proprio lavoro possa anche sostenere i progetti a favore dell'ambito sociale. Quindi grazie ancora ai nostri ospiti, ci lasciamo con qualche minuto di pausa, ci colleghiamo tra poco con Loris Bagliana, Presidente della Fondazione di Comunità Sinistra Piave. Ben ritrovati, dopo la pausa, ecco con noi abbiamo ora l'annunciato ospite, Loris Bagliana, Presidente della Fondazione di Comunità Sinistra Piave. Anche questa associazione fa parte del tavolo sul welfare di comunità, ma forse dovremmo chiedere un po' a Loris, a cui diamo il benvenuto, di raccontarci un pochettino che cos'è Fondazione di Comunità Sinistra Piave, come è nata, che estensione territoriale ha e qual è il suo scopo soprattutto. Sì, la Fondazione di Comunità è nata poco dopo il 2000, quindi è un po' di anni che è in piedi e la sua peculiarità è quella di essere una fondazione nata per volontà dei comuni del territorio. Questa è la sua caratteristica, la rende abbastanza unica nel panorama delle fondazioni di comunità. E il bisogno che sentirono allora i fondatori, che erano i sindaci di questo territorio, era quello di avere uno strumento che fosse in qualche modo parallelo a tante attività che svolgono i comuni, ma che andasse oltre il mondo della cultura e oltre il mondo del sociale, ma cominciasse a sviluppare attività
di coordinamento delle tante attività che nascevano e che tuttora nascono nei territori, e con l'obiettivo, che è quello che noi abbiamo scritto e abbiamo indicato nel nostro marchio, che è quello di migliorare la qualità della vita del territorio, che sembra uno slogan abbastanza banale, abbastanza facile, ma magari nel proseguo di questo nostro racconto cercherò anche di spiegare meglio il significato di questa qualità della vita, qual è il bisogno che abbiamo di avere una qualità della vita in un territorio. Fondazione di Comunità Sinistra Piave, che quindi raccoglie i 28 comuni di quella che è la Sinistra Piave, cioè l'ex ULSS 7, ora distretto di Conegliano o ambito territoriale di Conegliano, la Banca della Marca e anche l'ULSS in quanto tale, quindi davvero una panoramica su quella che è la forza socio-economica anche del nostro territorio dal punto di vista amministrativo. Abbiamo accennato con gli ospiti precedenti, Massimo Ciacchi e Giannino Longo, del convegno Abitare il futuro che si è svolto il 20 gennaio scorso come punto di arrivo e di rilancio del percorso compiuto nell'ultimo anno e mezzo dal tavolo sul welfare di comunità. Anche Fondazione di Comunità Sinistra Piave ha svolto un ruolo assolutamente fondamentale sia nell'accompagnamento del percorso che nella realizzazione del convegno. E Loris, una domanda rivolta a te. Cosa ti è sembrato promettente, importante all'interno del convegno che abbiamo celebrato? Mi è sembrato così importante perché il convegno non è il punto di arrivo, ma è stato il punto di partenza di una corsa che abbiamo fatto prima con le altre associazioni e gli altri enti del territorio, per cominciare a immaginare come potremmo fra qualche anno abitare in un territorio come questo, che ha vissuto molti cambiamenti negli ultimi anni, ma sono tutti cambiamenti che hanno portato dal punto di vista economico e dal punto di vista delle realtà produttive, ha portato benessere. Quello che dovremmo aiutare a fare in questo territorio è coniugare anche quello che dicevo prima, che è non solo la qualità della vita, ma l'attenzione alle migliaia di persone che hanno bisogno di essere affiancate e hanno bisogno di essere tutelate. E per far questo, si diceva in uno dei passaggi del convegno di sabato 20 gennaio, è importante certamente leggere i bisogni di un territorio, ma non fermarsi soltanto a questo. Dicevamo la necessità di anche dare voce ai sogni di un territorio, ai valori che potrebbero essere quelli capaci non dare magari subito soluzioni concrete, ma offrire prospettive di significato, orizzonti entro cui muoverci. Quali ti sembrano gli orizzonti fondamentali, i sogni sostanzialmente da far vivere oggi per costruire un welfare di comunità? Ma quello che è stato ampiamente descritto durante il convegno, ma che abbiamo esplorato insieme alle varie associazioni del territorio. È una visione, è un sogno che è quello di dare un'abitazione, dare un luogo per poter vivere a tutte le persone che hanno la necessità, e questo deve essere fatto, e per quello che stiamo lavorando in tanti, deve essere fatto senza creare dei confini, quindi degli spazi in cui lì vanno questi e da quest'altra parte andranno altre persone, quindi cercando di una società che si permea in qualche modo, no? Si sostiene. Quindi è vero che sono parole che ormai utilizziamo tutti i giorni, l'accoglienza, la capacità di essere attivi e proattivi dentro una comunità, ma davvero vorremmo uscire dagli slogan di fare comunità per fare una comunità vera. Ecco, questo è l'obiettivo che è emerso in maniera molto forte dal convegno, in cui una società ha fatto un racconto abbastanza
ampio di quello che siamo, e un'altra società invece ha cominciato a dire attenzione, dovete immaginare, perché se immaginate il futuro forse si può anche poi costruire. Certo, il riferimento è a Percorsi di Secondo Welfare e Scopia, le due agenzie che hanno rispettivamente accompagnato il percorso in questo anno e mezzo con gli enti del terzo settore e con le amministrazioni comunali, ma di questo abbiamo già parlato nella prima parte della nostra puntata. Fondazione di comunità, del resto lo dice il nome stesso, c'è dentro la vostra identità quello di essere costruttori di comunità, non soltanto in questi sogni, prospettive di futuro, visioni di fondo, ma anche dentro poi progettualità concrete che state portando avanti. Vorremmo adesso approfondirne qualcuna di queste e partirei dal Fondo di Garanzia per l'Abitare, un'iniziativa che è stata siglata insieme a Caritas, anche alle associazioni di categoria, ai sindacati, fondazione di comunità e soprattutto l'associazione Comuni della Marca Trevigiana. Che idea c'è dietro questo Fondo di Garanzia per l'Abitare? Come è nata questa proposta che voi come fondazione di comunità avete sostenuto in modo molto deciso? È nata come sempre da qualche intuizione, da qualche suggerimento. Mi ricordo che al primo convegno a cui ho partecipato da presidente c'era l'assessore Tessarollo di Treviso che ha lanciato una specie di provocazione dicendo noi abbiamo tante case sfitte, abbiamo tante persone che chiedono e le due situazioni non riescono ad incontrarsi, perché bisognerebbe fare che qualcuno desse una garanzia, ecco, per le persone che hanno case da affittare. Lanciato questo segnale abbiamo cominciato a immaginare e a fare un percorso, abbiamo coinvolto l'Associazione dei Comuni e il Centro Studi della Marca Trevigiana con il presidente del secondo Marco Della Pietra e Paola Roma che è la presidente dell'Associazione dei Comuni, che hanno davvero sostenuto il progetto, hanno messo insieme le teste pensanti che erano necessarie e un anno e mezzo di lavoro siamo arrivati alla sigla di un primo protocollo d'intesa. Adesso dovrà passare per i consigli comunali e quindi però come si suol dire il dado è tratto. Di cosa si tratta? Davvero in sintesi molto estrema. Chi sta cercando una casa e che ha, questo è fondamentale, che ha la possibilità di pagare l'affitto, quindi ha risorse economiche perché ha un lavoro, perché ha una busta paga, incontra chi ha la casa da affittare che non gli dà la casa perché in qualche modo non ha fiducia, ed è proprio un aspetto di fiducia, non ha fiducia che questa persona continui a pagare l'affitto, continua a pagare le spese del condominio o le spese di manutenzione, ma soprattutto mantenga la casa come viene mantenuta normalmente dalle persone che abitano nei nostri territori. Ecco, fatto questo, questo è il desiderio forte da parte dei locatori. L'intervento della Fondazione è quello di mettere un fondo di garanzia che ovviamente è un fondo che viene generato dai 28 comuni del territorio, ma soprattutto, e questa è la chiave differente, costruisce un'attività di, come possiamo definirla, di formazione all'abitare, di educazione all'abitare e di assistenza anche, perché possono poi accadere situazioni magari che le persone entrano in difficoltà, assistenza e di accompagnamento per le persone che cercano casa. Questa differenza è quella che è stata ritenuta la più interessante, tant'è che non solo la Confartigianato, che ha un suo progetto come casa amica per le persone anziane, che poi magari potrò raccontare dopo, la Confindustria ritiene che questo sia la chiave per poter mettere in moto i meccanismi che Confindustria è in grado di fare anche dal punto di vista economico per riattare delle case che hanno bisogno di essere recuperate.
È interessante proprio questa prospettiva, no? Anche dell'educazione, perché ci accorgiamo anche come Caritas, ma anche come enti del terzo settore, talvolta si risponde anche a emergenze vere e proprie dal punto di vista abitativo, però poi la fatica maggiore è proprio quella di accompagnare, educare, integrare, soprattutto magari nei confronti di cittadini stranieri, nella gestione della casa che viene data in affitto o in comodato d'uso. Quindi davvero l'aspetto educativo mi sembra importante e anche un fiore all'occhiello di questo progetto che è stato posto in essere. Va detto che si tratta di una progettualità non per situazioni di emergenza abitativa e di povertà vera e propria, ma per nuclei familiari comunque con un reddito annuo lordo di 26.000 euro, quindi non la fascia, diciamo così, più esposta alla povertà, ma in una comunque condizione critica o per situazione personale delle persone o perché c'è qualche difficoltà dal punto di vista abitativo. È così, giusto? Anche perché quelli che entrano nella fascia di bisogno sono seguiti dai servizi sociali di tutti i comuni, quindi sono nuclei familiari che non rientrano in questa categoria, sono nuclei familiari che sono in grado di sostenere una casa, ma principalmente, è stato detto prima, per persone che arrivano da altri paesi, che hanno altre culture abitative, e in alcuni paesi è normale vivere in 20 dentro una casa. Nelle nostre situazioni sarebbe davvero impossibile in termini proprio di rapporto con non solo chi ti dà la casa, ma rapporto con quelli che stanno intorno. Certo. E quindi, relazioni di buon vicinato, diciamo. Assolutamente. Anche. Io, se ho il tempo, racconto l'esperienza. Sì, quando ero amministratore. I primi incontri che abbiamo fatto con le persone straniere era quello di dire: attenzione, quando andate a trovare i vostri parenti in ospedale non andate in 20 e soprattutto non andate con pentole, con cibo, perché nei nostri ospedali dal punto di vista del cibo, dal punto di vista del ristoro e dal punto di vista delle coperte o di quelle che hanno bisogno c'è tutto, oltre che alla parte. Certo. Anche perché rischia di passare poi per negligenza o maleducazione quello che in realtà è semplicemente una differenza culturale da integrare. È solo per comprendere che a volte non sono situazioni malevole, e quindi, ma sono situazioni proprio di culture completamente differenti che vanno aiutate integrate. E che vanno accompagnate. Certo. Prima accennavi anche a un'altra progettualità con Confartigianato, so che tu sei presente anche all'interno di quell'associazione di categoria, se vuoi brevemente accennare forse completa anche quello che già hai detto. Ma questa è davvero interessante perché è fatta è un'iniziativa che è portata avanti dalla Regione e dai pensionati della Confartigianato e si chiama Casa Amica e ha l'obiettivo di andare a risolvere quei piccoli problemi che le persone anziane oggi hanno all'interno della propria abitazione, quindi il gradino, la situazione dei tappeti, la situazione delle scale troppo ripide, quindi non sono situazioni che necessitano di grandi investimenti, hanno comunque bisogno di qualche piccolo investimento, ma a volte eliminare il marciapiede che entra in casa, che oggi è sdrucciolevole, e i due gradini o il gradino piccolo improvviso a metà strada, che è quello che genera poi situazioni non solo di disagio, ma può anche far accadere degli imprevisti che portano in ospedale le persone. Quindi un intervento economico a favore di queste opere strutturali. Assolutamente, quindi. Ma anche, ancora una volta, un grosso intervento culturale per dire a queste persone: attenzione, non pensate di essere superiori a quelli che possono essere i disagi della vostra casa, perché prima o dopo qualcosa accadrà, quindi è meglio intervenire prima. Certo. E questa è in tutto questo percorso sta anche emergendo che molte persone di una certa età stanno anche immaginando di abitare in case diverse da quelle in cui abitano, nonostante che siano 40-50 anni che sono dentro, che hanno pagato i mutui, sì. E oggi che non ci sono figli, non ci sono bambini piccoli, si rendono conto che forse vivrebbero meglio in situazioni diverse, quindi c'è una presa di consapevolezza che va assolutamente accolta, ascoltata
e anche accompagnata anche in questo caso. Quindi c'è un'educazione all'abitare che non è soltanto quella che si deve fare per integrare chi da un'altra cultura proviene nella nostra, ma probabilmente c'è anche un'educazione all'abitare del futuro. Per esempio nella prima parte della puntata si parlava di co-housing, di progetti insieme, giovani, anziani, intergenerazionali. Probabilmente c'è un'educazione sull'abitare che deve vederci anche protagonisti proprio anche con le nostre persone, con la nostra gente, in vista di ottimizzare servizi e risorse anche per il futuro, visto l'invecchiamento della società a cui ci prepariamo ad affrontare. Allora, io ho trovato molto interessante il percorso che è stato fatto nel tavolo e spero che possa continuare, ma mi pare che continuerà proprio perché in questo grande cambiamento culturale dei bisogni, delle esigenze e anche come possiamo definire, della qualità della vita della persona che vive dentro in questa casa, c'è un grande cambiamento, quindi va colto, come ho detto prima, e va anche immaginato, va anche riproposto. Io ricordo che se 5-6 anni fa si fosse parlato di co-housing in questo territorio ci sarebbero tutti scandalizzati. Sì, sì. Oggi invece c'è la volontà di ascoltare, e questo è un primo passaggio molto importante, di capire perché qualcuno sta reagendo a dei disagi che sono piccoli ma sono continui. Quindi vivere in spazi che sono comunque un centro città molto bello, molto interessante, però magari in una casa con che è troppo grande servizi. e quindi questa consapevolezza che si può anche cambiare anche ad età avanzata, sì, è un grande passo avanti che ha fatto la cultura del territorio, e il convegno che abbiamo fatto ha davvero aiutato a fare un percorso e spero che ci aiuterà a farne andare oltre questo. Certo, e poi i momenti di crisi, di fatica, di difficoltà sono anche proprio i momenti più fecondi per immaginare un futuro diverso e favorire un cambiamento. Ricordo ancora, come ho fatto prima, che chi volesse guardare integralmente il convegno del 20 gennaio scorso, Abitare il futuro, lo può fare attraverso il sito www.latendatv.it, che ha ripreso appunto integralmente tutto l'evento di quella mattinata. Ci stacchiamo un attimo dal tema abitativo, ampliamo un po' lo sguardo, ma comunque restando sempre dentro l'ambito del welfare di comunità, perché Fondazione di Comunità Sinistra Piave, con Loris Balliana, ha avuto anche un'intuizione per quello che riguarda le comunità energetiche rinnovabili. Sapete che c'è un grande dibattito oggi attorno a questo tema, anche perché in questa fase storica stiamo assistendo alla promulgazione dei decreti attuativi che si attendevano da tempo per cominciare a dare concretezza a queste comunità energetiche. Di che cosa si tratta, Loris? Cos'è una comunità energetica e che progetto avete messo in atto voi nel territorio di Conegliano? Sì, l'esplosione nel nostro territorio della parola comunità energetica è venuta 2 anni fa circa. Insomma, prima era davvero molto raro sentir parlare di questo e ci sono paesi come la Germania che hanno migliaia di comunità energetiche. Noi arriviamo un po' dopo, però insomma, ci siamo arrivati. I decreti attuativi finalmente sono stati emanati proprio qualche giorno fa, insomma, li stavamo aspettando per capire bene come muoversi. La comunità energetica si tratta di mettere insieme persone che producono energia, ovviamente da fonti rinnovabili, questo è fondamentale, e persone che hanno bisogno di energia e che la consumano, quindi produttori e consumatori messi insieme per produrre energia rinnovabile e quindi non inquinante e per consumare l'energia nel migliore dei modi nei momenti in cui chi produce energia magari non ne ha bisogno perché se è una fabbrica durante l'orario di lavoro ha bisogno di energia, però di sera ne ha meno, e chi ha possibilità di consumare e che ha bisogno di consumare l'energia, consumarla anche lui nelle ore in cui l'energia è disponibile. Questo è il concetto di comunità energetica, cioè persone che producono e consumano energia, che si parlano per poter consumare al meglio l'energia che si sta producendo. Questo è di fondo e in parole davvero molto
molto che semplici. Ricordo tra l'altro, scusa il se ti concetto. interrompo, questo concetto comunità energetica rinnovabile era stato lanciato anche a livello di pastorale sociale della Chiesa italiana durante la settimana sociale di Taranto nel 2021. Quindi l'idea che si è partiti anche da lontano e dentro anche un modello che può essere vantaggioso proprio dal punto di vista sociale, perché magari chi produce energia può essere l'impresa, può essere la persona particolarmente facoltosa che ha la possibilità di investire su questo, e l'utente di questa energia in sovrappiù potrebbe essere la famiglia, la persona o la condizione socialmente disagiata oppure che opera a livello sociale. Quindi rappresenta anche un modello economico virtuoso di un'economia che diventa una spinta propulsiva per alimentare quella che è l'integrazione, l'inclusione sociale e l'ambito di lavoro per il sociale. E cosa avete fatto voi a Conegliano allora concretamente? Noi abbiamo cercato di mettere insieme queste entità, quindi il mondo produttivo, metterlo insieme al mondo dei consumatori. Abbiamo fatto una serie di incontri con la cittadinanza, davvero molto partecipati, quindi questo ha gratificato l'organizzazione, ecco, perché c'erano molte persone interessate, molte persone che avevano già i pannelli solari nella propria abitazione, ma che avevano eccesso di energia, quindi erano disponibili a metterle in circolo. La difficoltà della partenza delle comunità energetiche in generale nel nostro paese è ancora una volta, ormai me l'avete sentito dire troppe volte, un cambiamento culturale, ecco, perché il beneficio non è un beneficio se non piccolo nei confronti dei consumatori o nei confronti dei produttori, a parte che i produttori hanno il beneficio perché producendo energia fra virgolette a costo zero dal sole, quindi hanno già un grosso beneficio delle spese, ma l'avrebbero avuto comunque senza entrare nella comunità energetica. L'essere dentro la comunità energetica realizza un beneficio sociale, un beneficio per la comunità, e questo è un passaggio che sta aiutando molto, ecco, non solo la nostra comunità, ma le comunità, il concetto di comunità, il fatto di capire che se si lavora insieme si ha un piccolo beneficio personale, ma il grande beneficio l'ha la comunità, in questo caso per le comunità energetiche dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dell'aria, dal punto di vista della vivibilità del territorio, e ritorniamo sempre a quel concetto che esprimevo prima, no? Quando parliamo di benessere e di qualità del territorio, questa è una sicuramente dei fondamenti, ecco, per dire io abito in un buon territorio, che significa ho una buona aria, ho un buon clima, ho un buon ambiente. Beh, mi pare che fondazione di comunità sia, per così dire, come si dice oggi, sul pezzo, no? Dentro queste sfide, anche questi punti di arrivo che possono essere davvero interessanti da considerare, e facendo come avete fatto voi, buttarsi dentro per anche scoprire prospettive, percorsi che si aprono verso il futuro. Grazie Loris, grazie della tua presenza qui tra noi e le parole che ci hai anche detto e ci hai raccontato, e davvero continuiamo a lavorare insieme per costruire un welfare di comunità, dove la parola comunità, insieme, relazioni, noi, torni ad essere messa al centro degli aspetti fondamentali, dentro forse una cultura che oggi parla più di individualismo e di chiusura. Ecco, abbiamo bisogno di respirare un clima di comunità, quindi grazie. Assolutamente, perché il nostro futuro passerà attraverso questo, se vogliamo star bene. Se invece vogliamo essere sempre in gara, sempre in corsa, sempre col coltello fra i denti, allora entriamo dentro in un altro mondo e in un altro percorso. Credo che noi abbiamo scelto, noi, non parlo come fondazione di comunità, ma noi come cittadini abbiamo scelto una modalità diversa di andare verso il futuro. Grazie a tutti e grazie per la vostra attenzione. Grazie. Ultime battute della nostra puntata, facciamo il punto. Parliamo ancora di comunità attraverso il criterio della partecipazione della democrazia. Abbiamo parlato di partecipazione a livello economico, a livello di amministrazioni comunali, ma l'ambito è veramente ampio e c'è spazio per tutti per partecipare, per mettere la propria parte, per costruire comunità.
Mi riferisco in modo particolare ai prossimi appuntamenti della 21esima settimana sociale diocesana della diocesi di Vittorio Veneto, che a sua volta è una tappa preparatoria alla 50esima settimana sociale dei cattolici in Italia, che si svolgerà a Trieste dal 3 al 7 luglio di quest'anno, mentre l'edizione diocesana si svolgerà dal 4 al 9 febbraio. I temi sono appunto quelli della democrazia, al cuore della democrazia è il titolo dell'evento di Trieste, e democrazia è partecipazione, il titolo della settimana sociale diocesana. Ci sono diversi appuntamenti, ricordo soltanto i principali, nelle serate del 5, 7 e 9 febbraio. Il 5 febbraio, tutte e tre le serate alle 20:30, presso l'Auditorium Toniolo di Conegliano, la partecipazione nella politica. Avremo con noi Angelino Alfano, presidente della Fondazione De Gasperi, quest'anno ricorrono i 70 anni dalla morte di De Gasperi. Avremo ancora con noi Damiano Tommasi, sindaco di Verona, e Jean-Léonard Touady, il primo parlamentare di origine straniera che l'Italia ha avuto, oggi consulente nell'ambito della FAO. Ci parleranno di cosa voglia dire, a livello di politica, di democrazia, un criterio di partecipazione per la costruzione del bene comune. Il secondo appuntamento, mercoledì 7 febbraio alle 20:30, sarà a Mareno di Piave, presso il Centro Culturale Conti Agosti, e lì il criterio è quello della partecipazione nell'economia, in modo particolare attraverso il lavoro. Avremo con noi il professor Ferdinando Azzariti dell'Università IUSVE di Venezia e anche presidente di Salone d'Impresa. Ci introdurrà dentro il tema della partecipazione nell'ambito del lavoro in dialogo con Confartigianato Mandamento di Conegliano. Interverranno poi diversi imprenditori del territorio che racconteranno la propria esperienza di come si può partecipare attraverso il lavoro nella costruzione del bene comune. Partecipare sia all'interno dell'impresa, dell'azienda, coinvolgendo gli operatori, i collaboratori in una politica d'insieme, e come si può partecipare sia all'esterno dell'impresa con quella responsabilità sociale che anche prima ci auspicavamo. La terza serata, 9 febbraio, sempre a Mareno di Piave, sempre alle 20:30, ragionerà invece sul tema della partecipazione nella società civile, in particolare i corpi intermedi e il volontariato come espressione di questa partecipazione alla costruzione del bene di tutti. Parteciperanno Francesco Giacomin, esperto di partecipazione sociale, e Ivana Padoan, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia, proprio sul tema del volontariato e dei corpi intermedi. E avremo poi una serie di testimonianze, soprattutto da parte di giovani, di coloro che sono impegnati attraverso la donazione del proprio tempo alla costruzione della comunità. Complessivamente sarà una bella settimana in cui riflettere sotto tanti punti di vista variegati, politica, economia, lavoro, società civile, volontariato, riflettere come oggi possiamo riappropriarci del senso del noi, dell'essere comunità, chiedendo a ciascuno di fare la propria parte. Grazie a voi telespettatori che ci avete seguito in questa seconda puntata di Facciamo il Punto, e ci diamo appuntamento dopo la settimana sociale diocesana a un nuovo appuntamento. Grazie di averci seguito e buona serata.